Non mi importa, sì, io glielo ridico. Questa volta è ufficiale, abbiamo preso Manolas. Fagli un po' vedere Ciucciariello, cosa c'hai in mano? C'ha Manolas. Las. Cosa c'hai in mano? Ciucciariello, stai ridendo? C'hai in mano l'as. È arrivato Manolas. Las. Las. Il no, las. Buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolese ufficiale Manolas al Napoli. È stato valutato 21 milioni di avarà come contropartita più cash per Manolas. Manolas è nostro, Assa Famarone, grande colpaccio veramente del nostro Napoli, veramente un grande colpaccio. Ciucciari, cosa ne pensi di Manolas al Napoli? Ci facciamo una bella partita a carte oggi. Manolas al Napoli, Ciucciari, un difensore che sostituisce Albiol. Meglio non potevamo fare sul mercato, abbiamo preso il giusto difensore per sostituire ad Albiol. Ora con Manolas e Koulibaly, dove passano? Devono fare il giro della porta da dietro, perché davanti in basso nessuno, abbiamo il muro, abbiamo. Già col Calidou da solo fa difesa, figuriamoci con Manolas, mamma mia. Benvenuto Manolas, benvenuto Costas Manolas. E ora facciamo una coppia difensiva mostruosa. Che dobbiamo dire, ragazzi? È vero che l'ultima stagione non è stata al top, Manolas. C'è persone che dicono, se quello dell'ultima stagione ci avete perso, avete preso un giocatore che non è buono a niente, Manolas dell'ultima stagione, non sentite di tutte. L'ultima stagione ha fatto male, ma però dipende anche da con chi gioca, con che giocatori hai, davanti a te che squadra c'hai. La Roma quest'anno ha giocato con la difesa molto alta. Fazio ha fatto peggio ancora di Manolas. Poi a centrocampo si facevano invocati di tutte le maniere. La Roma proprio ha fatto acqua quest'anno, prendeva il gol. È vero, ogni partita ha preso gol, ma la colpa non era di certo di Manolas. È vero che lui fa il difensore, però ovviamente se a centrocampo non c'hai quella copertura che dà alla difesa la garanzia di non farsi bucare, perché poi ovviamente se si ritrova tutto l'attacco avversario contro solo i difensori ovviamente che vanno in difficoltà, solo Manolas e Fazio non possono fare da reparto, ci vuole anche la mano del mediano, del centrocampista avanti la difesa, no? Il solito mediano, che quest'anno ha avuto difficoltà, secondo me, la Roma in questo, soprattutto partendo dal centrocampo. Poi è vero, la difesa ha fatto molte buche e ha fatto male anche Manolas, però se Manolas gli dà una squadra forte, gli dà una garanzia come Koulibaly a fianco, secondo me può fare la stagione a top, e se fa la stagione a top stiamo a posto, ciucciari, stiamo a posto, ciucciari. Amici ciucciari, ti amo, ciucciari. Mamma mia, Manolas, dammi la mano e non la lasciare, Manolas. Mamma mia, sto godendo come come un asso a bastoni proprio, ciucciari, sto proprio bello, Manolas Costantino, vieni a Napoli, Costantino. Che poi si Costantino, poco, Costantino. Mamma mia, che godura, ciucciari. Ma io sto godendo, ragazzi, sto godendo, perché ora abbiamo una difesa top. Ovviamente anche la Juve si sta per rinforzare in difesa, come l'Inter già ha i tre suoi difensori, il suo pacco difensori, Devray, Skriniar e Godin. La Juve sta su De Ligt e penso che lo prenderà sicuro perché ha mollato la pista Manolas, ovviamente abbiamo preso noi e ora si è buttata su De Ligt e secondo me De Ligt dell'Ajax arriverà alla Juventus, secondo me, sono sicuro, ne sono sicuro abbastanza, non voglio farvi Nicola, abbastanza certo che potrebbe acquistarlo la Juventus, però non sicuro, però potrebbe acquistarlo. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate sotto il video del nostro acquisto di Costas Manolas. Benvenuto a Napoli, Costas. Ora ti porteremo così come a Calidou. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video e soprattutto venite sotto il video di Napoliello 87 ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti, amici
E come sempre, forza Napalessa!